Signore e signori, i consiglieri dell'Assemblea di Corsica, care dute e cari duti. Allora, oggi è una diatriba mica essere troppo lunga perché chi abbiamo parlato assai la settimana scorsa, ma voltando dalle Baleari, dalle isole Baleari e da Bruxelles, dove abbiamo lavorato per la comunità di regione, vogliamo partire in convoglio a maniera di va politica in questi paesi. Non parlo mica di riti costituzionali che sono più alti che i nostri, di sicuro, di arnesi giuridici che permettono sicuro di mettere in ballo politiche pubbliche adattate ai territori, ma voglio parlare proprio di questa maniera di fare politica, come li dicono gli anglosassoni, o political conduct. Allora, all'isole Baleari, in due abbiamo scontro il Presidente del Parlamento, il Presidente del Governo, di sicuro, come di tutte le parti, ci sono parecchi partiti e parecchie ideologie di noi che si contrastano, ma lo scopo è comune, di vendere le Baleari in della singolarità di queste isole, posto che ci sono parecchie isole, di vendere la sua lingua, il catalano, la sua economia, che è soprattutto turistica. E poco l'impremono se le viene diante d'altro. Ciò che vale e ciò che conta è la competenza, il capitale umano, il progetto, l'integrazione, la crescita e il progresso. E ricordatevi di noi ciò che l'aveva detto Ulenda Cari, quando è venuto qui qualche mese fa, e lui ci diceva di noi così: lingua, economia, integrazione, e fa spampilula l'identità di uso popolo per questo mondo. Allora, sta gente di Baleari e di orizzonti vari, ma di scopo comune, si mettono d'accordo tra esse per difendere gli interessi superiori di questa terra, di questo popolo, anche pure se le ci sono baruffe politiche. In Bruxelles, che lo sappia, al Parlamento europeo o alla comunità di regione, un lavoro tremendo è fatto a prodia chiarificazione di un sistema politico e a pedagogia in giro alle politiche messe in ballo. Si mette in ballo di nuovo a conferenza nata alla fine dell'Europa, parecchi arnesi di democrazia diretta e partecipativa, tanti avvenimenti per far conoscere e capire il lavoro di deputati, della Commissione, del Consiglio, ma soprattutto integrare i cittadini in un processo di decisione. Allora, dibatto a queste esperienze, in quanto riguarda la nostra pratica, la nostra collettività, noi a chi ne siamo? Noi siamo tutti d'accordo per difendere, articolo primo del nostro regolamento, per difendere l'interesse materiale e morale di Corsica e di questo popolo. Lavoriamo in commissione, perché sicuro in conferenza di presidente qui e poi dopo. Dopo, anche pure, se non siamo d'accordo, caschiamo spesso in una trappola di politichella in dove ognuno cerca il suo interesse o quello di un suo partito invece di lavorare all'interesse sovrano. Allora, troviamo sempre a dire e il popolo non ci capisce più nulla. Noi siamo da consento dell'emiciclo, ma ci azzuffiamo al momento che noi siamo fuori, perché chi senza zuffo, mi pare, in Corsica non sappiamo fare politica. E lasciate bene l'ora di trattare progetti strategici come il BADIC, per esempio, o altri affari. Lasciate bene. Noi rendiamo ogni mese un omaggio ai morti. Ogni mese. Parliamo di miseria, di malani, pronti a difendere all'altri. Ma che non ci fosse stata una persona per parlare fuori di Joseph Sabelli prima,
Per parlare di questa idea di 23 anni che è stata domba da suo compagno il 14 ottobre scorso qui in Ajaccio. Noi abbiamo voluto un'assemblea di gioventù e pur di un crepagore di avere quanto le leti so pochi a seguire i suoi dibattiti proprio interessanti. La nostra andiadura, purtroppo, è a pro di gioventù e ci tocca hasta la sante. E a Dio piace veramente oggi dirigere qui in questa assemblea, in questa casa di democrazia corsa, a glassa di terza di Uguleggio, Maria di Peretti di Bortivecchio, che lavora sopra i luoghi di buere e di formazione alla democrazia in Corsica. Siete benvenuti e seguite i nostri dibattiti. E a ringraziare di sicuro i professori anche lì. Allora, è il mio mondo. Il mio mondo se noi altri e l'eti di un popolo. Non avremmo dovere di lavorare a cambiare la nostra maniera di fare politica, per sbucciare una soluzione più costruttiva, più intelligente forse, e mettere in accordo le nostre faccende in quelle nostre dichiarazioni. E questa in dell'interesse dei nostri violi, come abbiamo provato a fare la settimana scorsa nel dibattito sobre la mafia. E ricordatevi ciò che ha detto un ex militante e politico corso Domenico Bucchini. Siamo boghi. A terra è comprata da frustieri. Ne abbiamo parlato giusto ora. La lingua sparisce. La miseria cresce quanto è droghe e malfatte. La violenza è pronta a sbucciare. Care e careletti, decidemoci. Due tempeste maggiori sono passate gli ultimi mesi. Una politica e sociale, l'altra climatica e altre maurosamente affaccheranno a un bordello. Il nostro dovere non è di lavorare tutti insieme per trovare soluzioni politiche da capo a queste difficoltà, in cui di sicuro il dibattito pubblico, democratico, senza metterci sempre da consenso, ma in cui voglia di trovare almeno un consenso. La solidarietà e la gestione della crisi non sono solo in tempo di tempesta, di prima che l'ugiole arrivi. A ringraziarvi.